Oggi in 20.000 in piazza in tutta Italia per denunciare la situazione di difficoltà che i nostri agricoltori stanno vivendo sulla filiera del grano. Un prezzo troppo basso, 28 centesimi che viene riconosciuto, non copre quelli che sono i costi di produzione. Abbiamo dialogato col governo, col ministro dell'agricoltura, per trovare nuove risorse che possono essere stanziate a favore della filiera. Abbiamo chiesto trasparenza per quanto concerne la vendita di prodotti che vengono venduti per italiani e devono essere italiani, per quanto riguarda tutto ciò che i nostri cittadini devono avere in termini di sicurezza. Il grano duro italiano ha una qualità assoluta e non è sottoposto a utilizzi di trattamenti fitosanitari, dove invece altri grani che importiamo sono massivamente sottoposti a questo tipo di utilizzo di prodotti che possono essere anche rischiosi per la salute dei cittadini stessi. Ancora una volta vogliamo che il nostro mondo possa avere un giusto riconoscimento del lavoro e soprattutto dei sacrifici